Amici, siete d'accordo? Bellissima. Su quanto siano belle queste nuvole? Veramente belle, bravo Andrea. Cari amici, siamo a Sassari E piove. e piove moltissimo. C'è una giornata abbastanza grigia. Dai, è un po' grigetto. Dove suoniamo stasera, Manu? Stasera suoniamo alle Iene. Ed è la prima data di 3 giorni di serate in locali. Domani Chiaramonti, Caffarelli e domenica pomeriggio all'Arcadia di Capoterra. Ed eccoci qui, siamo arrivati alle Iene. Adesso vi faccio vedere la location e poi cominciamo a montare. Allora, la location è veramente figa. Vi presento adesso Francesco Chironi. Francesco Chironi! Gli occhiaie, cazzo. Agli occhiali. Salute. Non si capisce bene come ci dobbiamo collegare. Quei due cavi sono i cavi del mistero. Esatto. Guardiamo i cavi del mistero. Come siamo organizzati? Siamo organizzati che useremo il nostro mixer, come facciamo di solito nei locali, ci collegheremo poi all'impianto del locale tramite Questi due magici cavetti. Gigi, una nozione geologica su questo posto. Siamo al centro di una fossa che ha circa 20 milioni di anni, dove sedimentazioni marine nel corso dei millenni hanno dato origine alla scala di Gioc. Grazie. Adesso proviamo a fare un soundcheck definitivo di questa faccenda. La notte mille occhi, nella sensazione silenziera, che soffre che respira, che soffre che mi attira, sempre più dentro, sempre più al centro, sempre più in mezzo fino a che non distingui più con chi entra nella tua pelle show, tra quello che pensi e quello che è vero. Eccoci, abbiamo fatto il soundcheck, sei soddisfatto? Sì. Ci siamo collegati come sempre nel nostro mixer quando facciamo un locale. Siamo entrati a cascata l'impianto AUX delle spie, 3 AUX nel monitor di Emanuele. Cioè, non l'ho capito neanche io. Seguite il ritmo. Questo è il rumore dei nostri piedi su questo pavimento. Sicuramente fai groove. Non cadremo dal palco. Ma lui è bulldozer. Manu, cosa ne pensi di questo? Ok, siamo andati via dal locale e adesso andiamo nel nostro alloggio, amici. Giovanni ci offre l'aperitivo, ma vi presento subito Giovanni, che è il padrone del nostro ostello. Non è un ostello. Scusate, Giovanni, che è il proprietario del bed and breakfast. vuol dire colazione solo bello. Del bed. Amici, Ma questo è Salute! Quando veniamo qui a Sassari o dintorni veniamo sempre ad alloggiare da lui, che è gentilissimo, veramente. il B&B è fighissimo. Il B&B è fighissimo, Si sta soprattutto bene. nel centro di Sassari, si sta benissimo e lui è super simpatico. quindi- Ma solo perché li paga, no? Allora, diciamo che Sassari by Night è veramente bellina. Sergio, cosa ne pensi di Sassari by Night? È caruccia. Pizzeria Terzo Tempo in Piazza Tola. La pizza è ottima, ci siamo già stati. Adesso entriamo e mangiamo. La cosa brutta di suonare alle 2 è che tu ceni, poi hai tipo 3 ore di niente. Quindi adesso sono l'1:20 circa. Ragazzi, cercate di collaborare. Su, lo sai che le apparenze non ingannano, i cigli dentro l'acqua non si bagnano. Lo sai che c'è una febbre che ti fa guarire e che ci sono silenzio che ci fa sentire. Lo sai che il DNA è il mondo più dell'equatore. Lo sai che c'è uno spirito che dentro ad un motore. Questi piani che mi dicono mangia fuori e che non ti faccio fuori, c'è anche piedi soldi. Positivo.